Siamo con Francesca Clementi, Associate Partner Healthcare and Public presso IBM. Buonasera dottoressa Clementi. Ci può raccontare il fulcro del vostro lavoro? Sì, io come Francesca Clementi mi occupo faccio parte del team di consulenza di IBM, mi occupo di supportare le aziende della pubblica amministrazione locale nella loro trasformazione digitale. L'azienda IBM è un'azienda che ha una storia di tecnologia durevole da più di 100 anni e fondamentalmente ha due anime: l'anima di consulenza, quindi di supporto alla trasformazione digitale per le aziende, e l'anima di tecnologia, quindi che vuol dire le soluzioni di software e hardware che vanno a fare da abilitatore tecnologico a questa trasformazione. Se dovesse fare un bilancio rispetto al lavoro che state facendo in ambito di innovazione e digitalizzazione? Allora, IBM come società storicamente è una società che ha sempre fatto innovazione perché ha sempre investito molto in ricerca, quindi noi abbiamo dei centri di ricerca sparsi per il mondo che sono focalizzati proprio a promuovere l'innovazione tecnologica. Quello che differenzia l'IBM è l'approccio all'innovazione, quindi c'è un'attenzione che fa parte proprio del DNA dell'IBM all'etica perché questa trasformazione digitale venga implementata secondo certi criteri che appunto siano etici. Questo tra l'altro nell'intelligenza artificiale ha un impatto molto forte perché i bias e come l'intelligenza artificiale viene applicata anche nella scelta degli use cases che vengono realizzati ha un forte impatto etico e quindi ha un forte impatto sulla società. Certo. E come lei mi stava dicendo che è territoriale questa sezione? Io mi occupo della pubblica amministrazione locale e quindi sì, lavoro molto sul territorio. E qual è la risposta? L'azione e la risposta a questo intervento? L'azione di IBM e la risposta del territorio? Sì. L'azione di IBM è quella di cercare appunto di valorizzare sul territorio le realtà che ci sono e quindi aiutare le aziende e valorizzare le competenze che ci sono per fare un percorso di trasformazione digitale che sia comune. Per quanto riguarda le aziende, io noto che sul territorio c'è proprio questo desiderio di valorizzare le competenze che ci sono perché ci sono. Le chiedo, quali sono le prossime sfide? Io penso che le prossime sfide siano quelle di realizzare servizi che rispondano a bisogni reali e che siano facilmente usufruibili. Questa è la vera sfida della trasformazione digitale, altrimenti il rischio è che si investe in risorse che poi non portano il beneficio atteso che ci si era prefissati nella trasformazione digitale. E per far questo bisogna lavorare secondo me su tre leve che sono sicuramente appunto capire insieme al cittadino, al territorio identificare il vero need, la vera esigenza reale. Secondo, lavorare sulle competenze, quindi coinvolgendo l'utilizzatore di questi servizi, renderli partecipi e co-creatori di questi servizi in modo che ne possano facilmente apprendere l'utilizzo, ma anche divulgare l'utilizzo stesso del servizio. E la terza cosa, secondo me leva fondamentale, è quella della resilienza, cioè qualsiasi tipo di servizio che viene realizzato o di trasformazione digitale deve avere dei fondamenti di sistema resiliente in tutti i suoi aspetti, dalla sicurezza e dalla protezione dei dati by design a tutto quello che è la supply chain, quindi la sostenibilità di una supply chain, piuttosto che non la sicurezza intesa proprio come cyber attack. Io la ringrazio e le auguro un buon pomeriggio.